Con Umberto Saba c'è stato un rapporto dapprima scolastico che riguardava il Saba tradizionale, delle poesie sul calcio, della capra, il Saba che tutti conosciamo. Poi ho scoperto via via un Saba più visionario, più onirico e in qualche modo per me più interessante e più vicino. Il Saba di Ulisse, il Saba delle ultime poesie, specialmente quelle scritte dagli anni 40 in poi. Ce n'è una in particolare, Campionessa di nuoto, che mi ha sempre colpito, perché riprende il tema sportivo ma lo fa con una ricchezza tonale, una dimensione enigmatica molto avvincente. La città di Trieste è sempre stata al centro delle mie passioni intellettuali. Autori come Svevo, autori come Saba mi hanno parlato da sempre, e esserci stato per la prima volta pochi mesi fa mi ha commosso, mi ha portato a visitare vie, luoghi, bar, caffè, librerie, tante volte sentite nominare. La seconda edizione del premio Umberto Saba vede come vincitore Milo De Angelis con il libro Linea intera, linea spezzata, pubblicato da Mondadori nell'anno 2021, ma forse è il caso di dire intanto che il premio è stato designato, il vincitore del premio è stato designato all'unanimità. Tutti i componenti della giuria hanno dato il massimo dell'assegnazione di voto a questo libro. La giuria si compone del presidente Claudio Grisancic, nella veste di segretario faccio la parte io, poi ci sono appunto Antonio Riccardi, ci sono Roberto Galaverni e Franca Mancinelli. Una giuria, a parte Galaverni che è un critico che non scrive poesia, una giuria però composta di poeti, ma soprattutto di persone che hanno una grande passione per la poesia e la seguono da quando tutti quanti, anche Grisancic, che un ragazzino non è più, da quando erano ragazzini. E la volontà è quella di attrarre l'attenzione su opere di grande rilievo, legate anche a carriere poetiche significative. Non è un caso che il libro che abbiamo premiato, Linea intera, linea spezzata, sia uno dei punti di maggior rilievo di quella che è una carriera molto importante all'interno della poesia del secondo Novecento e del nuovo millennio in Italia, e forse tra gli ultimi dell'autore il libro più completo, il libro più profondo, e anche una profonda meditazione sul rapporto tra il tempo vissuto e il tempo sognato, tra quello che ci siamo lasciati alle spalle di non vissuto e invece quello che di vissuto ci ha lasciato dei segni e dei traumi, alla luce di una storia appunto che da un lato si vuole mostrare sempre di più come realizzazione di tutti i desideri e dall'altra parte incombe sempre di più come catastrofe. Ecco, questo libro è quasi l'incontro, diciamo, della realizzazione, anche attraverso la visione, anche attraverso lo sprofondamento in una dimensione che sembra quasi di un al di là presente, la dimensione, diciamo, umana, anche nel sogno, nell'inconscio, profondamente umano in tutti i suoi aspetti, e l'impatto, la corrosione costante appunto della storia, degli eventi che comunque l'umanità produce e molto spesso sono appunto difficili da affrontare, tragici. La poesia di Milo De Angelis è una poesia che parte da Milano e arriva ovunque, anche a Trieste, banalmente, ma lo devo dire. Usa delle parole assolutamente normali, che però costruisce in un lessico poetico che non è normale, che ci fa percepire e capire quello che c'è oltre la parola. Trovo per esempio straordinario il suo esprimersi con silenzio frontale. Silenzio frontale perché ci sono occasioni nelle quali
ti trovi il silenzio e ti ci spiaccichi contro perché non te lo aspetti, perché non puoi immaginarti che sia così lungo, che duri così tanto, che sia così corale nel mutismo. E invece c'è, e lui descrive una situazione che tutti noi abbiamo vissuto più e più volte. Mi piace che un poeta che ama la sua città riceva un premio nel nome di un altro poeta che amava moltissimo la sua città e che ha scelto di viverci anche con alcuni problemi derivanti dal vivere a Trieste per Saba, meno certamente per De Angelis nel vivere a Milano. È un legame tra i due poeti, è un legame tra le due città. Congratulazioni a Milo De Angelis, vincitore della seconda edizione del premio Poesia Saba, che il Comune di Trieste, grazie al supporto della Regione Friuli Venezia Giulia e alla collaborazione con Pordenone Legge, propone proprio per esplorare il senso poetico della nostra città. Un modo per promuovere anche il genius loci di questa città così poetica che in passato ha ispirato letterati nativi, ma non solo, e che con la sua poeticità appunto ha creato tanta letteratura in passato. E l'idea è proprio quella di stimolare anche le nuove generazioni alle riflessioni poetiche, a un'esplorazione del linguaggio anche creativo, e in questo senso crediamo che il premio Poesia possa davvero essere un motore in questo senso. Un progetto, quello del premio Poesia Saba, che si innesta anche a supporto dell'iniziativa Let's, legata alla candidatura di Trieste come città creativa UNESCO per la letteratura, proprio per riconoscere tutto quanto la letteratura ha creato nel nostro territorio, tutto quello che la letteratura significa per Trieste in termini di percorsi culturali di grandi letterati, ma anche di quello che riteniamo la città possa ancora dare per ispirare grandi produzioni letterarie. Il presidente della giuria, Claudio Grisancic, non ha potuto essere presente durante la cerimonia di premiazione per motivi di salute, ma ha mandato una sua personale comunicazione che si aggiunge alla motivazione del premio. A leggere la poesia di Milo De Angelis, questa, di linea intera, linea spezzata, si ha la sensazione di trovarsi in un mondo periferico, senza orpelli né medaglie, di ordinaria quotidianità, dove il poeta si incammina per un'ultima, definitiva ricognizione. La visita a un paesaggio di luoghi e di figure allestito negli anni e che ora affiora da un'ormai troppo affollata memoria, il cui peso, pur non privo di sollecite affettuosità, è ormai un intralcio. «Tu dove vai?» chiede l'amico. Non so», risponde, «il vento soffia dove vuole». E all'amico che gli chiede di rivedersi al suo ritorno, il poeta risponde: «Non lo so, prima devo scordare tutto deve essere scordato, per trovarsi finalmente in quel tempo ineguagliabile, quando il bambino e la morte si congiungono in un solo cerchio e quando una polvere diffusa ci avvolge e ci fa muti». E Milo, chiude Grisancic, pericolosamente sfiora l'eternità. Linea intera, linea spezzata è il mio ultimo libro, prende il titolo da una parte è una definizione dell'antica sapienza orientale, i Ching, dove per costituire il nostro pronostico si utilizzano linee intere e linee spezzate, però poi diventano una metafora per la vita che si compie, la vita intera, quella invece che si interrompe anche tragicamente, come dice nell'ultima sezione del libro, le pagine dedicate ai suicidi, ed è un percorso a ritroso nella memoria, grandi amici, grandi compagni di squadra, di
di scuola, di avventura, che ritrovo diversi, sfigurati dal tempo e che cerco di restituire alla parola. Sono scene di periferia urbana, come dicevo, sono incontri e attraverso l'incontro, come sempre, noi conosciamo qualcosa di noi stessi, come in uno specchio che ci permette, magari uno specchio storico, uno specchio bruciante che ci permette di ritrovare qualche frammento sperduto di noi. Ritornare significa giungere nel luogo da cui siamo partiti e comprendere a che punto siamo del nostro viaggio, quanta distanza abbiamo percorso e anche che cosa ha spinto anticamente i nostri passi ad arrivare fino a qui. Il ritorno è una forma di conoscenza, ma è anche una forma di riconoscenza verso i luoghi che abbiamo amato, verso le persone che abbiamo conosciuto, verso le scene della nostra vita, per capire quale momento del nostro cammino stiamo vivendo dobbiamo tornare, non c'è altra scorciatoia, non c'è altro modo, non c'è altra lanterna che possa illuminare questo viaggio, che spesso è un viaggio notturno, un viaggio rischioso, difficile, pieno di ostacoli, ma che poi quando giunge a destinazione porta tutto il peso e la verità del nostro cammino. Sicuramente ritornare significa nominare i luoghi amati. E di questo si tratta in poesia, non tanto di esprimere qualcosa, ma chiamare questa cosa con il suo nome esatto. Esatto è il participio passato del verbo esigere, quindi con il suo nome fortemente richiesto, voluto, desiderato, necessario, con il nome che spesso rimane sepolto sotto una serie di nomi convenzionali, e il poeta ha il compito di seppellire questo nome che chiede di essere riconosciuto e finalmente di applicarlo alla cosa di cui vuole parlare. Questa nuova raccolta di Milo De Angelis, Linea intera, linea spezzata, non è certo un'opera interlocutoria nel suo tragitto di autore. Anzi, è un'opera che con tutta evidenza si mostrerà al futuro come pietra miliare, appunto nel tragitto di un autore che è tra i più significativi del nostro panorama letterario, non dico soltanto per la poesia di oggi, ma proprio per la letteratura, per la nostra letteratura. Mi ha molto colpito leggendo questo libro il fatto che Milo De Angelis sia riuscito a tenere fermi tutti i suoi temi cari, in special modo quello del pensiero dominante di un'adolescenza lontana nel tempo ma sempre irradiante di senso per la vita attiva, eppure abbia saputo anche innestare degli elementi di novità. Degli elementi di novità che in questo caso sono ben percepibili nel gruppo di figure diafane e poi sempre più visibili e presenti al lettore, che emergono appunto dal passato e vengono fin qui e ci parlano a tutti noi, parlano a tutti noi di questioni che riguardano appunto l'infanzia, appunto il passato, il tempo passato e quel continuum in realtà sempre spezzettato, come il titolo allude, che è il nostro presente, fatto di presente appunto e di passato. Sono convinto che questo sia
un libro epocale, come ho detto prima, per l'attività letteraria di Milo De Angelis, e mi ha molto colpito un'espressione che lui usa ad un certo punto, cioè spine della bellezza rigorosa, che è la parte, come dire, la parte più acuta della nostra vita e che irrompe nel tran tran del nostro quotidiano e ci consente, ma anche ci obbliga a pensarci al futuro venendo da un passato. La poesia ha un cuore profetico, la poesia riguarda quindi il futuro, è in anticipo sui tempi, è una parola che precede lo scorrere consueto della lingua e d'altronde il viaggio all'indietro verso il nostro passato è sempre un viaggio in avanti verso ciò che diventeremo. In questo senso la poesia è insieme memoria e veggenza, è insieme ricordo e profezia, e vaticinio e progetto, e riunisce in un'unica parola queste due forze convergenti del passato e del futuro. E anche scrivere significa lasciare in eredità, come dice Lucrezio, consegnare la fiaccola della parola alle generazioni che verranno. Ho sempre sentito un legame di fratellanza, di alleanza, di complicità con Lucrezio, ma sempre colpito la sua solitudine. Di lui, come si sa, non conosciamo nulla, non sappiamo nemmeno dove è nato, che cosa ha fatto, perché lui era un uomo fuori tempo, fuori luogo, fuori modo, e non parlava con i contemporanei, non faceva parte del dibattito contemporaneo, ma si rivolgeva agli antichi e intesseva questo dialogo fitto e necessario con i grandi sapienti della Grecia antica. Ecco, questo isolamento di Lucrezio è stato la prima esca che mi ha portato a lui. Poi tradurre Lucrezio è stato consegnare, letteralmente tradurre viene dal verbo della consegna, tradere, consegnare a chi verrà quest'opera, quindi portarla in una nuova lingua, in una nuova sensibilità e sottrarla alla gabbia della lingua di un tempo, della lingua perduta. Milo De Angelis è una delle personalità della nostra poesia più affermate, per cui è stato un onore, insomma, conferire a lui il premio Umberto Saba per l'edizione del 2022. Ed è un poeta tra i più stimati che ci siano in Italia ormai da decenni e ha diversi pregi. Forse il più importante o quello così che colpisce di più è che in un periodo in cui le parole scappano come acqua appunto non arginabile, nell'inflazione di linguaggi, di parole che sentiamo dappertutto, ma anche quelle che poi ci portiamo addosso con noi, Milo De Angelis ha avuto l'intensità, la capacità e la fede nel riportare il linguaggio e quindi la lingua della poesia a una dimensione di precisione, di esattezza e di verità tutt'altro che scontate. È un poeta conciso, che non spreca parole, che crede in una giustizia espressiva, nel contatto della lingua con la visione della realtà, e credo che questo suo dono, insomma, questo dono poi della sua poesia sia davvero impagabile. E nella sua poesia c'è sempre un'attenzione molto
tutta speciale, insomma, portata alla città, a una città periferica, abbandonata, spesso ombrosa e notturna, dove il poeta è disponibile a incontri davvero che rompono la trama ordinaria dei giorni quotidiani. Ci sono delle persone che appaiono così nella nebbia, nel buio, che sembrano dei fantasmi che arrivino da chissà che, e invece sono semplicemente persone che il poeta riprende nella sua memoria, incontra, spesso figure anche liminari rispetto alla società, figure che i sommersi li chiama Milo, di apparentemente perdenti rispetto così al successo e alla linea vincente del destino degli altri, ed è proprio per questa, insomma, fraternità ad altezza d'uomo e donna e di donna che c'è nella sua poesia, gli uomini ordinari di tutti i giorni, come davvero poi siamo tutti, che la sua poesia occupa un posto davvero importante e riconosciuto da tanti davvero nel corso del tempo nella nostra poesia. Nemini. Sali sul tram numero 14 e sei destinato a scendere in un tempo che hai misurato 1000 volte, ma non conosci veramente. Osservi in alto lo scorrere dei fili e in basso l'asfalto bagnato, l'asfalto che riceve la pioggia e ci chiama dal profondo, ci raccoglie in un respiro che non è di questa terra. E tu allora guardi l'orologio, saluti il guidatore e tutto è come sempre, ma non è di questa terra. E con il palmo della mano pulisci il vetro dal vapore, scruti gli spettri che corrono sulle rotaie e quando sorridi a lei vestita di amaranto che scende in fretta i 2 scalini, fai con la mano un gesto che sembrava un saluto, ma è un addio. Milano è una città di segreti, per me è una città ogni volta da scoprire, non esibisce la sua bellezza in modo sfrontato e plateale, bisogna proprio scavare come un archeologo nelle parti buie, nelle parti chiaroscurali dell'anima milanese. Io amo in particolare la Milano notturna, la Milano non tanto degli illuministi, che pure c'è, ed è importante, quella del Verri, del Beccaria o del Parini, ma la Milano più drammatica, più ricca di pathos, di Testori, di Franco Loi, di Dino Buzzati, della Scapigliatura, tornando ancora all'indietro. Cioè la Milano che ha questa dimensione enigmatica, questa dimensione misteriosa che continua a parlarmi e a creare poesia in me. I luoghi che particolarmente mi hanno parlato di Milano sono i luoghi della sua periferia, specialmente della periferia a nord, della periferia legata a Sironi, ai futuristi, quella meno agreste, meno idilliaca, quella più carica di pressioni, di tensioni, di attriti, perché Milano è anche una città spigolosa, una città con dei chiaroscuri molto forti, con dei vortici di dinamismo e di velocità esecutiva rari in Italia.
E questa periferia, che è una periferia di campi di calcio, di cinema abbandonati, di palestre, mi ha sempre coinvolto e lì ho ambientato alcune delle mie poesie, dei miei poemetti. Ci sono parole che in questi giorni decidono distruzioni, bombardamenti, parole retoriche e ingannatrici che deformano la realtà e sembrano consegnarci a un silenzio passivo, inerte. La parola poetica non detiene alcun potere, non governa, resta ancorata a una verità originaria che ha a che fare con i fondamenti dell'essere umano e con un'idea di giustizia che risponde a forze luminose e oscure, primordiali. Oggi, da Trieste, da questa città di confine, parliamo di poesia sapendo che è un privilegio, un dono che può arrivare per vibrazioni che si propagano, come quelle che seguono gli uccelli in migrazione nello stesso stormo, fino all'Ucraina, nel luogo della nostra ferita aperta. Ai tuoni dei bombardamenti rispondiamo da qui, con la voce viva e nuda di un poeta, il più antico e contemporaneo dei nostri anni, Milo De Angelis, un maestro, il più fedele a un'idea di giustizia che vive nella parola, come in un'arte marziale, in un combattimento. Scrive in una poesia di linea intera, linea spezzata. Le attenuanti non contano. Dovevi parlare, dovevi tirar fuori la bestia, esporre il demone nero al pubblico giudizio, mostrarlo alla primavera, spargerlo per il mondo, guarire. La parola poetica ha per De Angelis questo potere di metamorfosi, ci conduce nelle profondità inaccessibili dell'animo umano, nel continuo passaggio tra buio e luce, tra ciò che è intero e ciò che è spezzato, ciò che continua e ciò che finisce, dove diventa sottile il confine tra la gioia e il grumo più buio, e dove anche chi sceglie la linea spezzata, come le figure dell'ultima sezione, lo fa rispondendo a qualcosa di ineluttabile, in una sconfitta in cui rivive qualcosa di antico ed eroico. È un libro di ritorni, un libro che risponde a un oscuro richiamo dei luoghi, luoghi crocevia, custodie di esistenza, di memoria che prende voce e affiora attraverso apparizioni e spettri, seguendo la forza centripeta che conduce l'universo in un solo punto illuminato, quello della pagina, della poesia, luogo tremendo e solitario, dove nessuno resta intatto. Da quanto tempo non entravo al centro Schuster? Da quanto tempo non sentivo le frasi sconnesse e favolose di Drino Danilovic, il primo allenatore, con il berretto a visiera, quello che accarezzava la porta con il suo fazzoletto di cotone e con una vampata di parole folgorava gli ippocastani. Mister, lei è ancora qui, nel campo a 9 giocatori, è ancora qui, con lo stesso taccuino e la stessa matita. Sono sempre stato qui e ti aspettavo, ragazzo. Ma tu? Sei rimasto l'inquieto pulcino che correva sulla fascia e poi tremava? Oppure sei riuscito a fare pace con la vita? Sappi che sono soltanto 3, posso dirtelo, le regole del bene.
soltanto 3. Portare il pallone nel soffio della prima altalena, portare ogni dribbling in un balletto astrologico, trovare in una stella l'attimo giusto per il calcio di rigore.